Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di visitare il presepe di Piumazzo. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea. Oggi siamo andati a Piumazzo, che è nelle campagne fra Bologna e Modena, in provincia di Modena ma in diocesi di Bologna, e vi voglio far vedere uno dei più bei presepi meccanici che abbia mai visto. Venite che adesso entriamo, lo guardiamo insieme e poi dopo avremo una brevissima intervista con l'autore. Il presepe è costruito all'interno di una stanza piuttosto grande, una stanza buia senza finestre. La superficie vera e propria del presepe occupa circa la metà della stanza stessa, mentre invece l'altra metà è destinata allo spazio per il pubblico che entra per ammirarlo. Vedete che in questo momento siamo nella fase notte del presepe e ci sono tutte le luci che illuminano le varie case. Il presepe è contraddistinto da un primo piano molto abbondante, disposto a semicerchio, che quindi dà un'impressione molto immersiva. Le statuine del primo piano sono alte 25 cm. In secondo piano c'è invece della prospettiva, soprattutto centrale. Vedete che adesso inizia l'alba e quella campana suona davvero, ed è la campana che sentite. Quindi c'è lo sfumare e arriva l'alba e si illumina tutto il nostro presepe. Centralmente c'è la grotta con la Sacra Famiglia che domina un po' la scena, e poi tutto attorno questi edifici, queste case che ricordano quelle tradizionali della campagna emiliana. Ora vi faccio vedere un rapido time lapse che serve per capire quanti sono i movimenti che effettivamente sono collocati all'interno del presepe. Praticamente tutte le statuine del primo piano hanno un loro movimento, molto spesso più di un movimento per ogni statuina. Vedete tutti i vari mestieri tradizionali. Ora facciamo qualche piccola zoomata. Questo è la scrofa con i maialini, poi c'è la fornace con 3 statuine che ognuno compie un movimento, e poi dopo ci spostiamo, lì c'è quello dell'aceto balsamico. Questo è il tipo con l'anguilla e il banchetto del pesce che si muove, il tino con il suo lavorante. Questa è una mucca che lecca la testa di un maniscalco, le galline che sbecchettano per terra, un bambino che esce da un secchiello. Qua c'è l'ubriacone che succhia il vino che colora il tubo, i maialini che si rotolano, la signora che munge la vacca che la scaccia con la coda e gira la testa. Qua ci sono un sacco di movimenti. Poi c'è qua altri pastori, ognuno che compie un lavoro e un movimento diverso. In particolare lì in fondo, molto bello, c'è l'aquilone che ha le code mosse da una ventolina. Questo appunto è il secondo piano. Qua vediamo il forno dove c'è la signora che impasta e la pasta si muove, e questa è una fontana vera che va appunto azionata da un altro pastore. Laggiù in fondo altri movimenti, qui una macina, questo è il particolare sull'aceto balsamico e questo è di nuovo un particolare sull'anguilla. L'acqua che bolle sul fuoco e tutte le pecore che muovono la testa. Di dietro la meraviglia. Un dormiglione che si gonfia la pancia dopo essersi ubriacato. Qua c'è del fumo che esce dai camini. Ma ora ci tenevo a presentarvi uno degli effetti scenici più belli che abbia mai visto in un presepe. Questa è la grotta della Natività con tutti i suoi movimenti. Dietro alla grotta stessa c'è una specie di tunnel al centro del quale compare quell'angelo che però scompare con la venuta del giorno. È un effetto scenico dato dalla presenza di un vetro inclinato e un'illuminazione. Sostanzialmente l'angelo è collocato sopra al tunnel stesso, è veramente bellissimo. In più, appunto, questo è l'effetto del cielo, delle nuvole e delle stelle, veramente uno splendido fondale. In più c'è anche la stella cometa
che si muove. E questa qui è un'altra venuta dell'alba. Ed ora non ci resta che uscire e fare una nostra piccola intervista al bravissimo autore di questo piccolo capolavoro. Una piccola informazione tecnica. Mi scuso, ma l'audio non sempre è ottimale, perché ogni tanto succede questo. Presepi in generale. Allora, dei presepi da sempre, uno nasce con la Cioè passa una macchina e non si sente tantissimo. Però per ovviare a questo problema basta che attivate i sottotitoli di YouTube. Li potete trovare cliccando questo pulsantino che è in mezzo alle impostazioni, attivabile in basso a destra rispetto al video. Sono qui con l'autore di questo bellissimo presepe che si chiama Fausto Negrini. Fra l'altro ho scoperto adesso avere già visto dei miei video e quindi questa cosa mi rende particolarmente orgoglioso. Sì. Da quanto tempo fai i presepi in generale? Allora, dei presepi da sempre, uno nasce con la passione del presepe, io sono nato qua in campagna e più che altro faccio dei presepi giocando su dei vecchi ricordi di arte contadina. Questo qua è che ci lavoro da oltre 30 anni, non ho fatto altro che riprodurre i nostri vecchi mestieri, le nostre vecchie stalle tra Bologna, Modena, il Samoggia, Panaro, le case di Sasso. La nostra Con campagna. la nostra campagna, esatto. E una cosa però che ci tengo a dire, praticamente è tutto autocostruito, non c'è quasi nessun commerciale, perché ho preso una scala che le mie statuine sono 25 cm, che normalmente in commercio ci sono 20 o 30. Ecco il perché magari la gente può piacere o non piacere, ma si trova con una cosa veramente artigianale. Assolutamente sì. E tu fai tutto. Faccio l'animale, faccio la statuina, faccio quello che sì, lavoro la cera, quello che non sono nemmeno uno specialista, ma mi faccio la frutta, mi faccio Certo. i salumi, così insomma come poi tu nei tuoi video fai vedere, magari io lo faccio con una scala un pochettino più grande, Una scala maggiore, ma la scala è le quella. tecniche sono simili. Le tecniche sono Certo. simili, esatto. Io poi, nel senso, con il canale siamo partiti relativamente da poco Sì. e quest'anno volevo provare a lanciarmi appunto sui movimenti, che è una cosa che ho fatto relativamente poco, ma volevo provare a vedere, perché tutto il movimento poi è sotto. Esatto. Cioè sotto nascosto. Esatto, io ho camme, ho eccentrici, ho leve e lo trovate tutto sotto, e infatti uno dice non sono facili, mi chiamano delle ditte Certo. produttrici, non sono commerciabili perché io faccio dei fori nella base e vado sotto, non puoi vendere una cosa che dici adesso fai un buco nel tavolo. Nel comò e lo incassiamo nel comò, certo. Ecco una Serve- cosa che Sì? ti volevo dire, uso pochissimo polistirene perché? Perché Ecco qua, avendo i miei follower sanno che io abbondo di polistirene, ma va c'è benissimo. un motivo, perché avendo tanti movimenti dove infilo le statuine all'interno delle mie case, ho bisogno di piani portanti, Ah, di struttura di strutture resistente. resistenti, perché altrimenti il motore su del polistirene non terrebbe. Giusto? Certo, certo. Ecco il perché, non è perché non ami il materiale. Perché bisogna caricarlo di peso, il polistirene Certo. di per sé è No, poco. non riesci a applicare un supporto certo, per un certo. motore. Ci sono oltre 250 motori perché non uso pochissima elettronica, uso quasi solo meccanica, perché io so fare il meccanico, facevo fare il meccanico. Ed è controllato da... Sì, ecco, questo qua è l'unica cosa che ho acquistato, in questo caso posso tirare da Fresa, la super centralina dove ho le 8 tipi di solvente, le sedi seduttive, e da lì indirizzo tutti i vari, di notte e di giorno, vedi se quella che Certo. viene fuori solo di notte, così uso questa centralina di Fresa. di difesa, Sì. che è un altro aspetto che io devo approfondire, che conosco poco, Sì, ma questi hanno il vantaggio che io quando vengo qua do su un pulsante di on, non devo andare a fare l'on nel computer e mi fa partire questa chiavetta USB che ho programmato io, certo. e parte e lui tutto il comanda sistema. tutto il sistema con i suoi Esatto, tempi esatto. e la che sua decido io, impostazione. insomma. Bello, grazie Niente, mille, è figurati. stato un vero piacere. Questo è quello da cui ho deciso di partire come ispirazione per il 2022, un presepe davvero splendido. Se passate vicino a Bologna vi consiglio assolutamente di venirla a visitare perché merita davvero tantissimo. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!